Scivolare lungo le acque del Sile per mostrare che guarire dal cancro è possibile e divertendosi si può fare riabilitazione. È il messaggio che sabato 29 e domenica 30 giugno si vuole lanciare da Treviso. Dopo Sabaudia e Bari tocca alla Marca ospitare la terza edizione del trofeo nazionale Dragon Boat della Lilt. Ponte Dante e la riviera da Bastione San Paolo a Via Alzaia si colorerà di rosa. La pratica della pagaia a bordo della Dragon Boat è un'ottima terapia per le pazienti che hanno affrontato un tumore al seno. Con un'attività sportiva graduale e controllata permette di muovere al meglio il cingolo scapolo-omerale, perché questo consente la pagaia, e di migliorare anche quella che è la pompa di drenaggio linfatico. Poi si è visto che questa attività ha anche dei vantaggi dal punto di vista immunitario. Poi c'è un altro aspetto di riabilitazione sociale, diciamo noi, perché mettere insieme le donne che hanno vissuto questa esperienza e che possono trovare insieme per fare dei progetti invece di riabilitazione, di contatto con la natura, di attività sportiva, ha sicuramente dei vantaggi anche dal punto di vista di una riabilitazione psicologica e di un recupero di quello che è il proprio ruolo all'interno della famiglia, del lavoro e della società. In acqua si sfideranno 24 gruppi da Bolzano a Cagliari passando per Palermo. L'evento unirà conoscenza e informazione, ma darà soprattutto la possibilità alle donne che hanno in comune l'esperienza della malattia di condividere le loro storie. Fare le cure del caso e avvicinarsi allo sport, avvicinarsi alla pagaiata, al dragone e vivere intanto questo. E poi, una volta concluse le terapie, questa è l'unica e vera grande valvola di sfogo che può alleggerire la mente, aiutare un arto a ristabilire la sua forza, il suo vigore ed essere donna come prima.